siamo arrivati all'ultimo video di questa stagione. Una stagione su alcuni aspetti un po' tormentata. Avrei potuto chiudere questa stagione con un video su Raffaello, come sarebbe stato giusto fare, visto che il 2020 è l'anno raffaelliano. Invece, chiudo questa stagione con un video dedicato a un altro grande e importante pittore contemporaneo a Raffaello, Tiziano Vecellio, l'artista più rappresentativo della pittura veneziana del manierismo. Tiziano nacque intorno al 1480 a Pieve di Cadore, nella provincia bellunese. Era figlio di un notaio. Forse per questo che già in tenera età fece vari spostamenti in alcuni importanti centri del Veneto, fino a quando si stabilì definitivamente a Venezia. Nella città lagunare, fin da giovanissimo, cominciò i suoi studi per diventare pittore. Passò in varie botteghe, ma la più importante di queste botteghe fu quella gestita da Giorgione, il più importante pittore della Venezia d'inizio Cinquecento. In questi anni Tiziano mostrò segni di maturità artistica, tanto da superare il talento del maestro Giorgione, e fu così che Tiziano cominciò a ricevere importanti commissioni e collaborazioni artistiche. La sua popolarità uscì dalla laguna veneziana, ma rimase pur sempre nell'ambiente veneto. La sua pittura si fece notare soprattutto per il suo grande potenziale cromatico e dinamico. Tra i colori ci fu una tonalità in particolar modo che era talmente caratteristica nella sua arte che venne battezzata proprio rosso tiziano, e ancora oggi si utilizza questo termine per indicare quella tonalità di rosso. Negli anni in cui era al mondo, in ambiente intellettuale, nacque una disputa. È meglio il colore o il disegno per dar vita a un'immagine? Tiziano, insieme ad altri importanti esponenti della scuola veneta, era tra gli artisti preferiti da coloro che ritenevano il colore superiore al disegno. Infatti Tiziano preferiva partire dal colore per creare un'immagine. Riguardo questa disputa farò un video a parte, perché ci sarebbe tanto da raccontare e non è una cosa così semplice come si può pensare. Riguardo invece i soggetti, in tutta la sua vita Tiziano lavorò a quasi tutti i tipi di soggetti, sia di natura sacra che di natura profana. Tra questi soggetti, i ritratti. Tiziano passò alla storia come uno dei più grandi e importanti ritrattisti del Cinquecento. A questi ritratti venne riconosciuto, secoli a venire, una grandissima impronta e potenziale psicologico. La popolarità di Tiziano uscì dal territorio veneto. Cominciò a lavorare per la famiglia Gonzaga di Mantova, per gli Este di Ferrara. Nel 1529 si trasferì a Bologna, alla corte di Carlo V d'Asburgo, ma in questi anni la sua popolarità uscì perfino dal territorio italiano, per via di qualche soggiorno all'estero, soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Intorno al 1544 venne chiamato a Roma. Nella città eterna ricevette parecchie commissioni da parte di una delle famiglie più importanti della città, i Farnese, ma a Roma lavorò soprattutto per il papato. Anzi, Tiziano divenne uno degli artisti preferiti dal papato. Per il papato Tiziano lavorò soprattutto nei ritratti, proprio per questo che nel repertorio di Tiziano ci sono parecchi ritratti di papi e di altri esponenti del clero. Quello di Roma fu un nuovo periodo florido per la sua vita ed ebbe perfino la possibilità di conoscere alcuni importanti artisti del periodo, come Michelangelo e Raffaello. Al periodo romano seguirono vari spostamenti tra l'Italia e l'estero, ma preferì vivere gli ultimi decenni della sua vita nella sua Venezia. Tiziano morì nel 1576, ucciso dalla peste. Tiziano lasciò alcune sue opere incomplete, in particolar modo La Pietà, che diede in eredità a un suo collaboratore, Palma il Giovane. Tiziano venne elogiato da un intellettuale veneto, Alvise Cornaro, nel suo saggio Della vita sobria. La grande virtù di Tiziano fu quella di aver vissuto oltre 90 anni, che per l'epoca era impossibile.
Nelle parole di Alvise, Tiziano viene paragonato a Matusalemme e appare quasi come un immortale. Teniamo presente, Tiziano fu ucciso da una malattia. Tiziano divenne così un esempio virtuoso, non solo perché è vissuto oltre i 90, ma anche per essere uno degli artisti più prolifici del Cinquecento. Quando Tiziano morì, molti grandi del Cinquecento erano morti già da un bel po' di tempo. Alcuni erano solo appena nati e qualcuno aveva appena cominciato la sua carriera. Quello che vi ho raccontato è la vita di Tiziano in sintesi. Ho descritto solo i suoi spostamenti più importanti. In realtà su Tiziano c'è tanto da dire ed è anche uno degli artisti più difficili da spiegare, soprattutto nell'ambiente cinquecentesco. Vi avviso, i miei video riprenderanno a settembre, ma voi continuate a iscrivervi al mio canale, continuate a mettere mi piace sotto i miei video, continuate anche a commentare, ma soprattutto continuate a propormi di cosa parlare, di quale artista parlare, che opera analizzare, ma anche di che argomento discutere, ovviamente sempre legato all'arte. Auguro a voi una buona estate, anche se si sa che questa per tutti sarà un'estate diversa. Se avete qualche argomento, personaggio, opera o altro che vorreste che vi parli, scrivetelo nella zona commenti. Se questo video ti è piaciuto, metti pure mi piace. Se questo canale ti interessa, ti consiglio di iscriverti. Vi ringrazio per la visione e arrivederci al prossimo video.